Abbiamo cambiato il nome, ma non abbiamo cambiato il metodo. Parole dure del presidente di Confindustria Venezia nei confronti delle ultime misure varate dal governo con il decreto sostegni. Non è soddisfacente questo decreto, non è soddisfacente perché non affronta a 360 gradi quelli che sono i problemi che noi abbiamo. Abbiamo il settore del commercio che è completamente massacrato, il settore del turismo e non c'è nessuna misura concreta nei confronti delle medie imprese. No a piccoli stanziamenti né a piccole ricalibrazioni di bilancio. Ci vuole una manovra concreta che riguardi il 2021, prosegue. Perché il 2021 sarà come il 2020 e dobbiamo prepararci ad affrontare il 2022 per la vera ripartenza. Il decreto sostegni a passo di lumaca, i soldi arriveranno con 3 mesi e mezzo di ritardo, altro che 20 giorni d'attesa, gli echeggia la CGIA di Mestre. Perché sono stati autorizzati dal Parlamento nel gennaio scorso per coprire i danni economici delle chiusure imposte per decreto prima di Natale. È evidente che la mancata immediatezza nello stanziamento degli indennizzi rappresenta un problema che non è stato ancora risolto, conclude Zabeo. Insomma, speriamo che tutto questo non accada più, altrimenti il futuro di tante piccole attività artigianali e commerciali rischia di essere compromesso irrimediabilmente.